praticamente leggo il testo che adesso consegnerò. Il Consiglio Comunale di Caole impegna il Sindaco e la Giunta a affermare urgentemente in tutte le sedi competenti, dall'ASL alla Regione, la Conferenza dei Sindaci per la Sanità, eccetera, il di tenere durante la stagione invernale un medico del punto di primo intervento di Caole. Oggi tolto il periodo invernale. Si aggiunge, quindi si toglie il testo delle ultime 3 righe, si aggiunge contestualmente per motivi di urgenza a delegare la terza commissione consigliare rappresentativa dell'intero Consiglio ad aprire immediatamente un tavolo di confronto con l'ASL 4 e la sua dirigenza affinché entro il termine perentorio di 30 giorni possa tentare una convergenza politico-istituzionale capace di dare risposte concrete ai cittadini di Caole sulla presenza del medico nel punto di primo intervento. Quindi il periodo da riaffermare urgentemente fino oggi tolto nel periodo invernale rimane? Scusi, prego. Il periodo inizia con a riaffermare urgentemente e conclude con il periodo invernale rimane? Sì. Ok. Quindi mettiamo i voti la proposta di emendamento. Voti favorevoli? 5. Contrari? 11. Quindi l'emendamento viene respinto. Lascio la parola al Sindaco. Allora, spiego il perché di questo voto contrario alla proposta di emendamento. Perché comunque rimane una premessa della mozione totalmente sbagliata come mozione. Si continua a confondere i codici bianchi con i codici rossi, tanto per semplificare: uno appannaggio di medici medicina generale, del medico, l'altro appannaggio del SUEM del 118 e di personale specializzato. Prima ho spiegato nel mio intervento iniziale che ci sono 4 capoversi che non vanno bene, sono in contrasto, uno addirittura in contrasto con la nostra linea politica, ma soprattutto in contrasto rimane proprio questa prima parte del deliberato, dove si dice di riavere questo medico nel punto di primo intervento di Caole finanziando il costo della medicina di urgenza generale. Non esiste la medicina di urgenza rapportata a questo medico, l'ho spiegato in tutte le salse prima. Allora, finché rimane comunque questo deliberato i capoversi nella premessa della mozione, sarà comunque un po' negativo a parte della maggioranza. Capogruppo Miollo. Grazie. Allora, lo togliamo. Quindi proponiamo di togliere, di stracciare questo punto specifico. Allora, andiamo al testo. Se potete essere più precisi in cosa rimane, cosa cambia. Noi approviamo quello che ha sottolineato il Sindaco, cioè nella come dire, incongruenza che si era posta nel testo dove si chiedeva di mettere a bilancio una somma per poter sostenere il medico. Quindi un attimo solo verifico qual è il passaggio. Sì, è possibile dire la conferenza di capigruppo un attimo per condividere il testo? Allora, vi faccio io la proposta. Chiedo scusa se ho introdotto l'intervento. Secondo me questa mozione va ritirata, non va modificata, perché comunque noi dobbiamo ragionare su un testo che sia serio nell'imposizione delle premesse e serio nel deliberato. Io faccio mia una proposta e poi la giro al capigruppo. Se qui si scrive che questo Consiglio Comunale vuole dare incarico al Sindaco e alla Giunta di fare tutte le iniziative necessarie
per mantenere i servizi socio-sanitari nel territorio del Comune di Caore, potenziandoli, e rimaniamo in questo ambito lavorativo. Qui dentro ci sta l'attivazione della medicina di gruppo, l'attivazione del pronto soccorso, purtroppo non lo avremo mai, eccetera. Allora, in questa impostazione qui potremo anche trovare una mozione, ma se io leggo che nelle premesse qui c'è una drastica restituzione dei servizi sanitari, c'è che abbiamo perso il medico di medicina d'urgenza, c'è che non abbiamo più l'ambulanza, c'è che non abbiamo l'infermiere specializzato, non è vero. Io non posso far approvare il Consiglio Comunale dalla maggioranza del Consiglio Comunale un testo così sbagliato. Allora, vediamo pure al capigruppo se il Presidente lo ritiene, perché è un organo del Presidente e non del Sindaco, vediamo se esce un testo, ma in questo senso, se no la maggioranza non avrà mai voto favorevole. Grazie Sindaco, Presidente, chiediamo appunto di poter fare anche questo.
Arrivo. Lascio la parola al segretario comunale che dà lettura del nuovo testo della mozione. Premesso che il servizio sanitario locale è oggetto di trasformazioni importanti da parte dell'azienda sanitaria locale, considerato che la qualità del servizio sanitario è un importante indicatore per misurare la qualità della vita del territorio e della comunità. Dato atto che in relazione all'elevata ricettività turistica del comune di Cavoli, l'offerta sanitaria rappresenta un valore fondamentale e qualificante della nostra località, il Consiglio Comunale invita il Sindaco e la Giunta a porre in essere tutte le azioni necessarie per il mantenimento e il potenziamento dei servizi sociosanitari del territorio, demandando alla terza commissione consiliare l'attività di monitoraggio e verifica all'esito dell'entrata a regime del nuovo servizio di medicina di gruppo. Lascio la parola al sindaco. Sindaco, se c'è un passaggio sull'elevata ricettività turistica, ma non ho capito se c'è un passaggio, probabilmente non l'ho sentito io, soprattutto anche per i cittadini, non solo per i turisti. Cioè, che sia inserito il doppio passaggio, i servizi sociosanitari sono i primi dei cittadini di Cavoli. Sì, però ecco, specifichiamolo, poi non si presti a polemiche che non parlano dei turisti, non dei cittadini. Visto che polemiche di questi giorni ne sono state fatte tante. C'è il passaggio considerato che la qualità del servizio sanitario è un importante indicatore per misurare la qualità della vita del territorio e la qualità della vita della comunità residente. Sì. Ci sono altri interventi? No. Procediamo quindi alla votazione. Voti favorevoli? All'unanimità. Quindi il Consiglio approva. Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale. Grazie e buona serata. Sai che se sei non ti arriva dove stiamo andando?
se lo esprimiamo un pochino più separato. Magari